L'urlo della piazza. Matteo Salvini riparte da qui, riparte dal Veneto per la sua prima uscita pubblica dopo la fine della storia d'amore con Gigi Di Maio, dopo la fine del matrimonio con il Movimento 5 Stelle. Arriva con Selve nel padovano in tinta col suo stile, polo verde dell'aeronautica militare e jeans. Mani tantissime, tutte da stringere, foto, selfie, raffiche di flash, interviste. Faccio a nome di milioni di italiani un appello al Presidente Mattarella: faccia votare gli italiani e restituisca il diritto di voto agli italiani. Questi stanno cominciando a litigare ancora prima di cominciare a fare il governo su tutto, quindi sono scene incredibili e sono convinto che la via migliore sia quella del voto. Poi gli italiani scelgono. Mi dica qualcuno senza ridere che PD e 5 Stelle hanno le stesse idee, dai, forza. Punge Matteo Salvini, punge il nuovo governo giallo-rosso, chiede di tornare al voto e ha un sostegno forte nel presidente veneto Luca Zaia. Abbiamo centinaia di sindaci, di amministratori, c'è Luca Zaia. Noi ripartiamo dalle strade, dalle scuole, dalle fabbriche, da quello che abbiamo fatto, dalle Olimpiadi, dalla Pedemontana, dalla TAV, dal sud, dall'autonomia vera. I big della Lega sono con lui, con Matteo Salvini, che riparte dalla piazza e la piazza c'è, risponde. Vi aspetto tutti in strada e tutti pronti per la rivoluzione. Grazie a tutti.